Di fronte alle sfide migratorie di oggi, l'unica risposta sensata è quella della misericordia. Lo ha ribadito Francesco, che ha celebrato la messa per i migranti a 5 anni dalla sua visita a Lampedusa. Ultimi giorni per iscriversi al cammino verso l'incontro con il Papa per il Sinodo dei Giovani ad agosto. Nel Levante previste tappe a piedi tra Rapallo e La Spezia, con incontri e testimonianze. Un nuovo parcheggio per la frazione di San Pietro di Frascati a Castiglione Chiavarese, 9 posti auto che completano la riqualificazione del centro storico del borgo. Confronto aperto e costruttivo a Rapallo sul nuovo regolamento per i Deors. 4 gli approfondimenti chiesti da Confesercenti per un piano necessario per il decoro cittadino. Pronto al debutto il nuovo CIV di Chiavari, le vie del Levante, 3 serate di musica e animazione tra Piazza Roma, Corso Dante e Via Entella, solidarietà a favore dell'Anfas Tigullio Est. Buongiorno ai telespettatori del TG13. 5 anni fa la visita di Papa Francesco a Lampedusa, il primo viaggio del pontificato non programmato ma fortemente voluto per squarciare quella che il Papa ha definito la globalizzazione dell'indifferenza sul dramma delle immigrazioni. Il monito e le preghiere pronunciate nella periferia dell'Europa l'8 luglio del 2013 oggi sono state rinnovate nella Basilica di San Pietro, dove il Papa ha celebrato la messa per i migranti. Oltre 200 persone, fra i quali rifugiati e persone che se ne prendono cura, hanno partecipato a questo momento di preghiera per i defunti, per i sopravvissuti e per coloro che li assistono. Vediamo il servizio. Di fronte alle sfide migratorie di oggi, l'unica risposta sensata è quella della solidarietà e della misericordia. Una risposta che non fa troppi calcoli, ma esige un'equa divisione delle responsabilità, un'onesta e sincera valutazione delle alternative e una gestione oculata. Lo ha ribadito Francesco durante l'omelia nella messa per i migranti, celebrata a San Pietro nel 5° anniversario della sua visita a Lampedusa, avvenuta l'8 luglio del 2013. Politica giusta è quella che si pone al servizio della persona, di tutte le persone interessate, che prevede soluzioni adatte a garantire sicurezza, il rispetto dei diritti e della dignità di tutti. Quanti poveri oggi sono calpestati, quanti piccoli vengono sterminati, ha denunciato Francesco, vittime di quella cultura dello scarto che più volte è stata denunciata. E tra questi i migranti e i rifugiati che continuano a bussare alle porte delle nazioni che godono di maggiore benessere. Il Papa ha poi puntato il dito contro i molti silenzi. Il silenzio del senso comune, il silenzio del si è fatto sempre così, il silenzio del noi sempre contrapposto al voi quando si tratta di aiutare gli ultimi, i reietti, gli abbandonati, gli emarginati. Il Vangelo, ricorda Francesco, denuncia l'ipocrisia sterile di chi non vuole sporcarsi le mani. Si tratta di una tentazione ben presente anche ai nostri giorni, che si traduce in una chiusura nei confronti di quanti hanno diritto, come noi, alla sicurezza e a una condizione di vita dignitosa e che costruisce muri reali o immaginari invece di ponti. Il Papa ha poi concluso la sua omelia parlando in spagnolo, rivolgendosi in particolare ai rappresentanti dei soccorritori e ai rifugiati sopravvissuti alle tragedie del Mediterraneo. Ai primi ha espresso ringraziamento per incarnare oggi la parabola del buon samaritano. Ai secondi ha chiesto di continuare ad essere testimoni di speranza in un mondo ogni giorno più preoccupato del suo presente, con pochissima visione del futuro e restio alla condivisione. E si avvicina l'appuntamento con l'incontro dei giovani italiani con Papa Francesco a Roma, in programma l'11 e il 12 di agosto, un momento che sarà preceduto da un vero e proprio cammino che le diverse diocesi italiane stanno preparando in queste settimane. Per quanto riguarda la Liguria e il territorio del Levante, l'esperienza si svolge dal 6 al 10 agosto con alcune tappe a piedi tra Rapallo e La Spezia, insieme a incontri, testimonianze. Giorni scanditi dall'itinerario del discepolo che segue Gesù. Le iscrizioni per partecipare a questo cammino si concludono il 10 di luglio. Sentiamo. Proprio in questi giorni è l'ultima chiamata per iscriversi. I giovani tra i 15-16 anni fino ai 30 anni possono partecipare a questa esperienza insieme. Che cosa prevede? Prevede la possibilità di condividere un percorso tra Rapallo e La Spezia. Alcune tappe in cammino tra il 6 e il 12 agosto
incontri, testimonianze, momenti di preghiera, un'occasione per rinnovare la nostra fede e appunto accogliere la sfida di Papa Francesco che dice di stare insieme ai giovani e accompagnarli nelle scelte più importanti della loro vita. Qual è l'orizzonte a cui guarda questo cammino? Questo cammino guarda all'incontro nazionale che Papa Francesco avrà con i giovani italiani, infatti si coinvolgerà tutto l'Italia con cammini da tutte le parti del nostro territorio, quindi anche i giovani della Liguria partiranno dalla Spezia l'11 agosto e raggiungeranno Roma per la veglia e la messa insieme a Papa Francesco. Come fare per iscriversi a queste tappe? Bisogna andare sul sito liguriagiovani.it, leggere tutte le informazioni e ci si può direttamente iscrivere online, scegliendo le preferenze per le diverse opzioni, diversi pacchetti. Sempre dal sito si può contattare anche i referenti per sapere alcune notizie in più. Rassicuriamo i genitori, i ragazzi saranno seguiti, curati, custoditi in questi giorni. Certo, durante il cammino e anche i giorni a Roma ci saranno gli educatori delle parrocchie, i sacerdoti, quindi adulti e giovani insieme per condividere il cammino. La comunità parrocchiale di Santa Margherita Ligure si prepara alla festa di San Siro. Domani si conclude il triduo di preparazione, alle 10 l'offerta dei fiori da parte dei bambini, alle 18 la messa e alle 21 i vespri con la riflessione di Don Luca Sardella. Domenica, giorno della festa, la messa solenne sarà alle 10:30, celebrata dal vicario generale della diocesi, Don Stefano Mazzini. Alle 21 il vespro, guidato da Don Gianluca Trovato, rettore del santuario di Montallegro, cui seguirà la processione. Prosegue anche la festa in piazza, questa sera e sabato alle 19:45 saranno aperti gli stand gastronomici, alle 21 serata di ballo, domenica 23 lo spettacolo pirotecnico. E la parrocchia di San Giovanni Battista a Varese Ligure in Val di Vara festeggia i 200 anni della solennità di Nostra Signora della Visitazione. Domani alle 18 ci sarà l'offerta dei fiori alla Madonna con la benedizione dei bambini. Alle 21 verranno recitati i vespri della vigilia. Domenica alle 10:30 la messa pontificale sarà presieduta dal vescovo di La Spezia, Monsignor Luigi Ernesto Palletti. La celebrazione solenne della sera alle 21 invece sarà presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco. Dopo la recita dei vespri, l'arcivescovo di Genova guiderà la processione per le vie del paese. Alle 23 si terrà lo spettacolo pirotecnico. La politica amministrativa adesso: sono terminati i lavori del nuovo parcheggio nella frazione di San Pietro di Frascati a Castiglione Chiavarese. L'intervento è stato reso possibile grazie a un finanziamento di 40.000 euro della Regione che ha integrato quello del Comune di 80.000. 9 i posti auto, di cui uno per disabili, che vanno a completare il processo di riqualificazione del borgo. Questa sera alle 18:30 l'inaugurazione, a cui sarà presente l'assessore regionale Gian Pedrone. Siamo andati a vedere. Sono stati svolti i lavori per il nuovo parcheggio, ci può spiegare? Sì, questo è stato un lavoro dispendioso che finalmente siamo riusciti a arrivare alla fine, in quanto abbiamo preso un finanziamento dalla Regione Liguria per 40.000 euro, gli altri 80 li avevamo messi noi come comune, dove dopo tanti anni siamo riusciti a fare il parcheggio, perché il ruder che c'era lì erano proprietari, 18 proprietari, e abbiamo avuto un tempo molto lungo e il nostro vice sindaco Granara è riuscito a risolvere trovando 15 persone e le ultime tre abbiamo fatto l'esproprio. Ora abbiamo terminato questo lavoro, di cui abbiamo completato anche 2 box, che in cambio il proprietario ci dà la piazza di fianco alla scuola, di cui finito questo noi proseguiremo con il secondo lotto per poter fare quello e completare il muro in pietra davanti a questo muro. In totale quanti nuovi posti macchina saranno? Ci sono 9 posti macchina, di cui uno per gli handicappati. Ci sono altri lavori in programma? Sì, ci sono altri lavori in programma, abbiamo terminato il lavoro dell'ampliamento del cimitero di Campelli, finalmente siamo arrivati alla fine anche lì e adesso stiamo facendo il bando per la canonica di Castiglione, dove ci sono 4 alloggi, dove il bando è pronto per poter mettere, per poter dare alle richieste che sono state fatte, che sono tante. Ecco. Inoltre adesso siamo partiti finalmente anche lì con il nuovo parcheggio al cimitero di Missano, davanti al cimitero di Missano, dove finalmente i proprietari, le sorelle Raffo, che sono 5, mi hanno regalato il terreno e da lì allora noi abbiamo potuto procedere. Proprio in settimana abbiamo appaltato il lavoro, io penso che nell'arco di un mese e mezzo è finito anche il nuovo parcheggio davanti al cimitero di Missano.
E prende forma il disegno di riqualificazione di Piazza del Buono nel quartiere di Ribasso a Chiavari. Lunedì prossimo alle 19 il sindaco e i consiglieri comunali saranno sul posto per incontrare i cittadini e illustrare loro il progetto preliminare realizzato dall'architetto Stefano Bottaro, che prevede, come si vede dall'elaborazione grafica, la realizzazione di una pista di atletica lungo tutto il perimetro dell'area, 2 campi da tennis e un campo da basket. La cronaca adesso: oltre 1.200.000 pastiglie di antidolorifici noti e commercializzate in Italia per 1,3 tonnellate di peso sono stati sequestrate dalla Guardia di Finanza e dell'Ufficio delle Dogane nel porto di Genova. Dalle analisi è risultato infatti che si trattava in realtà di prodotti contraffatti nelle confezioni e privi del principio attivo. Il sequestro ha permesso di impedire l'introduzione sul mercato nero di una grossa partita di farmaci dannosi per la salute pubblica, che avrebbe sicuramente alimentato la vendita operata da organizzazioni criminali attraverso portali internet allocati su server esteri, che avrebbero potuto facilmente trarre in inganno i consumatori mischiandosi tra i prodotti legalmente commercializzati. La vendita al dettaglio dei farmaci sottoposti a sequestro e che verranno adesso distrutti avrebbe fruttato fino ad 1 milione di euro. E ancora cronache: i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti questa mattina in A12 intorno alle 9:15. Un furgoncino ha preso fuoco fermandosi 25 metri dentro la galleria Camaldoli situata fra i caselli di Genova Est e Genova Nervi. Vediamo proprio le immagini dell'intervento. Il vento ha fatto uscire il fumo nel senso di marcia del tunnel e quindi ha permesso di raggiungere facilmente il veicolo in fiamme e quindi spegnerlo. L'autostrada è stata chiusa con obbligo di uscita a Genova Est, generando una coda di circa 2 km ed è stata riaperta al traffico 40 minuti dopo l'intervento per verificare le parti di copertura plastica pericolanti sulla volta della galleria. Non sono ancora note le cause che hanno portato il veicolo a incendiarsi. Il traffico ha registrato prima la chiusura e poi rallentamenti che si sono andati smaltendo via via nel corso della mattinata. Voltiamo pagina. A Rapallo entra nel vivo la discussione in merito al nuovo regolamento sui dehors. La bozza elaborata dagli uffici comunali è stata analizzata dai titolari di bar e ristoranti nel corso di un incontro promosso da Confesercenti. Il risultato: le osservazioni raccolte sono state presentate al Comune in un confronto in cui ha preso parte anche il sindaco. Sentiamo com'è andata. Continua a Rapallo il confronto sul nuovo regolamento per l'arredo urbano in fase di definizione da parte degli uffici comunali. Dopo aver raccolto le istanze dei titolari di pubblici esercizi in un incontro che si è svolto la scorsa settimana, Confesercenti è stata ricevuta dal sindaco, dall'assessore al commercio e dalla conferenza dei capigruppo. 4 i punti critici sul documento che l'associazione dei commercianti ha messo sul tavolo della discussione. Volture in primis, la durata, il rapporto economico e quindi di conseguenza la garanzia che un investimento possa avere durata e soprattutto a volte anche un incentivo. Nel corso dell'incontro è stata ribadita ancora una volta la necessità di distinzione tra le tipologie di occupazione suolo pubblico richiedibili dalle varie categorie di soggetti, riservando, come prevede la legge regionale, ai soli bar e ristoranti la possibilità di installare un dehors con struttura, tavolini e sedie. Un regolamento comunque che va nella direzione giusta, quello elaborato dal Comune, secondo Confesercenti, che ha apprezzato la posizione di dialogo dell'amministrazione. Molto apprezzato è stato il discorso del primo cittadino, che ha chiaramente detto che questa è una bozza, quindi non c'è nulla di deciso, e soprattutto ha detto che vuole ridare spazi qualitativi alla città. Questa è un'interpretazione secondo noi giusta, perché la qualità degli spazi della città è giusto rivederla, è giusto dare un senso a un'operazione. Però rimaniamo fermi su questi punti che non vorremmo andassero a penalizzare la situazione. Ti faccio presente che alla riunione c'erano anche i colleghi dell'Ascom e hanno fatto un intervento che, devo dire la verità, quest'altra associazione ci ha un po' lasciati stupiti e un pochettino così sull'Aventino, perché hanno detto che loro praticamente sono completamente d'accordo con quello che c'è in questa bozza del piano. Questo ci ha lasciati un po' così.
E prendono il via domani anche in Liguria i saldi estivi, diverse le iniziative messe in campo dai commercianti delle cittadine del Tigullio con orari di apertura prolungati per la giornata di domani. E domani sta per fare il suo debutto ufficiale con 3 serate di spettacoli, musica e animazione, il CIV Le Vie del Levante che raccoglie i commercianti di Corso Dante, Piazza Cavour e via limitrofe a Chiavari. Si comincia dunque domani con una serata di concerti in Piazza Roma. Nel corso di questa e delle altre 2 date saranno raccolti fondi per l'associazione Anfas Tigullio Est. Sentiamo la presentazione. Quali sono gli eventi in programma per quest'estate, quelli più importanti? Allora, gli eventi sono essenzialmente 3. Si parte sabato 7 luglio in Piazza Roma con un evento curato dal Centro Artistico Musicale di Lavagna CAM. È un progetto musicale che si chiama Tigullio Burning e si alterneranno sul palco diversi artisti emergenti e sicuramente sarà un bello spettacolo. Giovedì 12 luglio per Fiesta in Vientella Olè. Anche qui ci sarà musica, animazione per i bambini, DJ set, scuola di hip hop e il fulcro sarà lo spettacolo di flamenco. Invece per quanto riguarda Piazza Cavour ci sarà l'evento invece venerdì 27 luglio, si chiama Artisti in Piazza, saranno presenti giocolieri, acrobati, trampolieri, ci sarà un concerto musicale di un artista conosciuto a Chiavari e anche qua ci sarà veramente da divertirsi. Il Consorzio Le Vie del Levante è nato a marzo di quest'anno, qual è il suo scopo? Sì, noi ci proponiamo essenzialmente di promuovere e valorizzare il tessuto commerciale delle zone che hanno aderito al nostro progetto. Tale promozione avverrà principalmente con la realizzazione di eventi che siano in grado di movimentare e valorizzare le nostre vie. Attraverso la presenza massiccia sui social, abbiamo già la pagina Facebook, siamo presenti con il nostro sito leviedelevante.it. E niente, siamo orgogliosi, siamo partiti da Piazza Cavour e Corso Dante, poi le nostre idee sono via via piaciute anche ai colleghi delle zone limitrofe. Abbiamo il piacere di avere tra i nostri associati i colleghi di Via Entella, di Via Trieste, di Via Magenta, di Piazza Roma e abbiamo associati anche nelle vie limitrofe. Visita dell'amministrazione comunale di Chiavari all'Istituto Morando. Il sindaco è stato accolto dai componenti del CDA della fondazione, guidato dal presidente Francesco Bruzzo e dalla direttrice della struttura Maria Grazia Sbarbaro. Si è fatto il punto su eventuali problematiche della struttura e si sono incontrati gli ospiti, 25 i posti letto garantiti dalla struttura che eroga servizi di tipo sanitario e socioassistenziale ad anziani non completamente autosufficienti. Linea adesso alla rassegna stampa per vedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi. Ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti e servizi. Prima pagina di Avvenire, i laici protagonisti, riconosciute le virtù eroiche di Giorgio La Pira e il giornalista Paolo Ruffini, ministro in Vaticano. Il Papa dichiara venerabili il sindaco santo e il giovane Acutis. Il direttore di TV 2000 va alla guida della comunicazione della Santa Sede. In foto l'inchiesta, ci sono i clan dietro i roghi in campagna, la strategia dei grandi incendi. E poi la politica italiana, Salvini vuole meno asilo, la protesta della Caritas, lettera ai prefetti sull'esame delle domande, le associazioni dicono è una strada sbagliata. Nelle pagine interne di Avvenire, cattolici in politica, apporto originale e ancora necessario, una linea di pensiero feconda da difendere, meno enfasi sui diritti civili e più sulla giustizia. Passiamo al secolo XIX, la stretta del Viminale sui migranti, troppi permessi umanitari, intesa tra Germania e Austria, chi è entrato illegalmente torni in Italia. Fondi Lega, gelo a Del Colle, non si attacchino i giudici, dossier così nato il caso dei 49 milioni dei fondi distratti dalla Lega. E poi in foto Camogli, pesca miracolosa fa rinascere la tonnara. Nelle pagine del Levante, caldo e afa estivi, suggerimenti dell'ASL per evitare svenimenti, dimissioni ospedalieri solo nelle ore più fresche e massima attenzione alla ventilazione negli ospedali.
Piazza della Libertà, nuovo disegno con rondò a Lavagna, studio dei commercianti per riqualificare l'area e sanare le verande abusive. Il Comune sospende l'ordinanza di demolizione. Poi, sempre a Lavagna, come anticipato ieri dai nostri telegiornali, chiesta proroga di altri 6 mesi per il commissariamento del Comune sciolto per mafia. E infine lo sport, Entella e Boscaglia, accordo fatto, sarà lui a guidare la rincorsa alla B, botta e risposta intanto a Vetriolo tra il sindaco di Foggia e il presidente Gozzi sulla sentenza. Ora andiamo in redazione per vedere se ci sono aggiornamenti con Giacomo Rizzi. Buongiorno Andrea, c'è stato un incidente tra un'auto e uno scooter questa mattina a Cavi di Lavagna, poco prima delle 11. Sullo scooter viaggiavano un ragazzo ed una ragazza intorno ai 20 anni. Ad avere la peggio è stata la giovane, che ha riportato un trauma cranico-commotivo ed è stata trasportata cosciente al San Martino in elicottero. Non sono state chiarite ancora le dinamiche dell'incidente. Dalla redazione è tutto, linea a te Andrea. Grazie Giacomo, andiamo avanti con la cultura, ultimo fine settimana di apertura per la mostra di vignette allestita a Palazzo Comunale a Sestri Levante, legata al premio umoristico Due Facce promosso dall'Associazione Euleudo. Fino a domenica sarà possibile per il pubblico scegliere i vincitori delle diverse categorie in gara. L'orario di apertura va dalle 18 alle 21, domenica 24 luglio è in programma la premiazione. Siamo andati a vedere. Ultimi giorni a Sestri Levante per poter votare la vignetta più divertente tra le decine esposte nell'ambito della seconda edizione del premio Due Facce organizzato dall'Associazione Culturale Euleudo. Nella Sala Riccio di Palazzo Comunale in Piazza Matteotti in mostra i lavori di fumettisti arrivati da tutta Italia e non solo. Quest'anno è la seconda edizione, hanno partecipato anche quest'anno numerosi vignettisti nazionali di fama mondiale, direi, perché questi vignettisti hanno partecipato e partecipano sempre a concorsi internazionali anche di grande livello. Una buona partecipazione. 2 le categorie in lizza riservate ai professionisti, quella ad argomento libero e quella legata al tema delle due facce, più una fuori concorso aperta ai semplici appassionati. A decidere i vincitori di ciascuna il pubblico che può esprimere la propria preferenza. Diamo loro delle schedine con la possibilità di votare fino a 3 vignette per ogni sezione e tra l'altro sono molto entusiasti, oltre a divertirsi perché effettivamente ci sono delle vignette divertenti e naturalmente hanno tutte anche un significato e un messaggio preciso, non sono solo cose superficiali. E si divertono e votano con entusiasmo. Naturalmente chi vincerà, sempre secondo la votazione del pubblico, sarà premiato perché non esiste una giuria del premio, esiste il pubblico che designa il vincitore e il 28 luglio, sabato, alle 10 in Sala Ocule, nel Palazzo Comunale di Piazza Matteotti, ci sarà la premiazione del vincitore. Dodi Battaglia, musicista, cantante, autore di Pooh, ha ricevuto nella piazzetta di Portofino il premio pirotecnico, riconoscimento dato 3 anni fa dai giornalisti Beba Marsano e Mauro Boccaccio con la promoter Maura Ferrari. A Portofino Battaglia, che ha ricevuto un'opera del pittore genovese Gianmarco Crovetto, ha salutato i suoi 50 anni di carriera esibendosi in piazzetta con alcuni suoi brani famosi. E con questa notizia si conclude questa edizione del TG13. L'informazione torna questa sera alle 19:15 con la prima edizione di Tiguglio Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.